Quella che doveva essere la prima uscita in una campagna elettorale non ancora iniziata, ma di fatto già sui blocchi di partenza, si è trasformata nel caso con l'intervento dell'ESU, l'ente per il diritto allo studio, che ha formalmente redarguito il candidato del centrosinistra Giovanni Manildo dopo la sua conferenza stampa avvenuta negli spazi esterni della mensa universitaria Piovego a Padova. Il presidente dell'ESU, Giuseppe Maschera, ha spiegato i motivi. Noi per scelta tecnica, amministrativa dell'ente, gli spazi destinati al diritto allo studio universitario non li concediamo a nessuno per nessuna questione politica, ideologica o quel che sia, perché altrimenti lo spazio della mensa, che è uno spazio che attrae tra i 3.000 e i 3.500 ragazzi ogni giorno, potrebbe diventare una sorta di casba dove tutti possono fare quel che vogliono. E per mantenere un certo ordine ci siamo sempre imposti di non lasciare spazio ad iniziative che non siano quelle del diritto allo studio universitario. Dunque negli spazi delle mense di ESU non si possono fare comizi o volantinaggi, un trattamento riservato a qualunque schieramento politico, specifica e assicura il presidente Giuseppe Maschera, militante leghista in carica dal 2021 alla guida di ESU dopo la nomina da parte del Consiglio regionale Veneto e su proposta della Giunta regionale. Vale per tutto, ma può essere per le politiche. A noi è stato chiesto anche da parte degli studenti, da varie associazioni studentesche durante la campagna elettorale per le elezioni universitarie, per mobilitazioni degli eventi di attualità, di fare volantinaggi. La mensa Piovego, ma così come tutti gli spazi di ESU, non sono spazi e luoghi adatti a questo genere di attività. Noi non possiamo permettere che questo diventi uno spazio dove si faccia politica. Dallo staff del candidato Giovanni Manildo immediate le scuse, siamo dispiaciuti per quello che è stato un banale malinteso, il punto stampa era convocato fuori dai cancelli della mensa Piovego, siamo entrati dal lato opposto e ovviamente i giornalisti ci sono venuti incontro per le interviste stazionando per alcuni minuti qualche metro dentro la recinzione nel giardino della mensa, spiega la nota. Quando il responsabile della struttura ha fatto notare, molto gentilmente abbiamo chiesto agli operatori dell'informazione di proseguire all'esterno e così è stato. Proprio per questo ci sorprende la presa di posizione rispetto ad un malinteso che davamo per archiviato, conclude la nota di spiegazione dello staff di Manildo.